Riprendiamo la trattazione dell'Epistola ai Filippesi, un'epistola che stiamo scoprendo passo dopo passo, così ricca di spunti. Parte da un impeto di affetto dell'Apostolo Paolo nei confronti di questi credenti e se ce la facciamo questa sera scopriamo qualcosa di più riguardo al motivo che ha spinto l'Apostolo a scrivere a questi credenti. Ma questa epistola, che è un'epistola pratica, è un'epistola che è segnata dall'inizio alla fine dal concetto della gioia, che rappresenta il senso, diciamo così, il sapore della vita cristiana, della vita di quelli che sanno di avere il Signore nel cuore. Quindi Paolo, che si trova in prigionia, si trova impossibilitato a muoversi, è confinato in casa, anche se è una prigionia piuttosto leggera, incoraggia i fratelli di Filippi dicendo: guardate che non vi dovete preoccupare per me, io sono nella gioia. Il semplice pensiero anche di voi che rimanete fedeli nel Signore è la mia gioia. E addirittura aumenta la richiesta di gioia, Paolo dicendo: voi siete già per me motivo di gioia, ma io vi chiedo di rimanere saldi, di essere umili, di rimanere uniti, di rimanere fermi nella fede. Allora la mia gioia sarà ancora più grande, sarà al colmo, sarà perfetta. E quindi il richiamo alla gioia è un richiamo che sicuramente l'Apostolo sottolinea in questa epistola, perché vuole trasmettere ai Filippesi che in ogni situazione il vero credente, cioè colui che ha conosciuto il Signore, che cammina col Signore, fedelmente col Signore, non può non essere nella gioia. Sottolineavamo la prima volta che nel greco del Nuovo Testamento ci sono due termini particolari per esprimere, che sono tradotti in italiano con gioia. Un termine compare una volta sola ed è la gioia esuberante, l'entusiasmo, quello che fa saltare. Tutte le altre volte il termine tradotto per gioia è una gioia serena, è una gioia calma, quindi l'idea di una serenità che è stabile nel cuore e produce sempre sentimenti di contentezza, di gratitudine, di soddisfazione spirituale, perché evidentemente qualcosa di solido c'è nel cuore. Questa è la gioia che abbiamo noi, anche quando le cose non vanno come noi vorremmo, noi sappiamo che il Signore rimane con noi e questo ci tranquillizza. Proseguiamo la lettura. Dopo aver parlato del mistero dell'incarnazione, Paolo spiega che l'esempio principe dell'umiltà è Cristo Gesù. Cristo Gesù che era nella gloria, si è svuotato della sua gloria, ha messo da parte per un tempo, non ha esercitato i suoi attributi divini e si è umiliato facendosi uomo, e oltre a questo si è umiliato morendo sulla croce, quindi con la peggiore condanna di quel tempo. E quindi Paolo dice, esortando i Filippesi all'umiltà, dice: siate umili come lo è stato Cristo. E non vi sto parlando di una favola, e non vi sto facendo una teoria astratta. Voi sapete che Cristo è stato davvero umile, ed lo è stato in questo modo. E quindi, facendo l'esempio di Cristo, l'Apostolo incoraggia i Filippesi a essere umili. Perché dirà l'Apostolo: guardate che il senso di umiltà vi aiuterà a essere uniti. Tant'è vero che dice: non fate nulla per spirito di parte, stimate gli altri superiori a voi stessi, siate umili, allora riuscirete a essere uniti. Perché dal verso 12 del capitolo 2, vi incoraggio a prendere la Bibbia e seguire la lettura che facciamo passo passo di questa epistola. Dal verso 12 del capitolo 2 di Filippesi, Paolo inizia a accennare ai pericoli che c'erano pericoli spirituali che c'erano per la chiesa di Filippi, e lo fa facendo le premesse dicendo: se voi vorrete continuare a splendere, se voi vorrete rimanere
saldi anche davanti ai falsi dottori, a quelli che cercano di insinuare nella Chiesa dei concetti che non sono quelli che Dio approva. Se volete essere fermi in questo, voi dovete essere umili e uniti. E così dice l'Apostolo al verso 12, leggo: così, miei cari, questo così lega quella parentesi che lui ha fatto spiegando l'incarnazione di Cristo. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Dice Paolo: voi siete stati ubbidienti, vi ho conosciuti come credenti ubbidienti, desiderosi di fare la volontà del Signore, non contestatori, non sempre a mettere i puntini sulle i, non sempre a questionare, siete sempre stati mansueti. E so che lo siete anche adesso che non sono presente con voi. Ora, se siete ubbidienti, voi non lo dovete essere per gli uomini, non siete ubbidienti per me, non lo siete stati per me, ma lo siete per il Signore. E quindi dice: poiché siete sempre stati ubbidienti, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, cioè non date per scontato che siete sempre stati ubbidienti e le cose andranno sempre in modo automatico. Adoperatevi, dovete continuare a vigilare, perché in ogni momento, e cito la scrittura, l'Apostolo Pietro, in ogni momento c'è un avversario che va attorno e cerca di far cadere i figliuoli di Dio. Però dice una cosa di grande incoraggiamento per i filippesi ed è di incoraggiamento anche per noi. Dice Paolo: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, e questo ci ricorda che adesso siamo salvati per la fede in Cristo, ma chi avrà perseverato fino alla fine in questa salvezza sarà salvato, quindi noi dobbiamo continuare a perseverare. Dice Paolo: adoperatevi al compimento, quindi al raggiungimento, alla perfezione, all'arrivo della vostra salvezza, con timore e tremore, quindi con pieno scrupolo, con grande impegno. Infatti, dice, questo è l'incoraggiamento: è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Sta dicendo l'Apostolo Paolo: l'ubbidienza, l'unità, la sottomissione, i sentimenti di Cristo che io vi sto esortando a sviluppare nella vostra vita. Queste cose che vi chiedo sono da mettere in atto, non come uno sforzo umano, ce la dovete fare, mettetecela tutta. Lui dice: fratelli, fatelo, perché sono i frutti che il Signore ha prodotto in voi. È Dio, infatti, che produce in voi il volere e l'agire, i sentimenti che avete nel cuore, che prima non avevate, l'essere nuove creature, l'avere la mente di Cristo. Queste cose sono è il Signore che ve le ha messe nel cuore. E quindi non vi sto chiedendo uno sforzo umano, non vi sto chiedendo coraggio, stringete i denti, ce la dovete fare anche se non avete voglia. Vi sto semplicemente dicendo: ricordatevi che quello che deve uscire fuori come frutto è quello che il Signore ha già messo in voi. È il Signore che ha prodotto in voi, produce in voi il volere e l'agire. Gloria al Signore. Questo è di grande incoraggiamento quando qualcuno dice: come faccio a fare la volontà del Signore? È difficile. La volontà del Signore è una cosa che appartiene alle cose del cielo, non la possiamo fare con i nostri mezzi umani. Non sono le brave persone quelle che fanno la volontà del Signore, sono le persone che sono ubbidienti al Signore, e l'ubbidienza al Signore è qualcosa che produce il Signore nel nostro cuore. E quindi c'è questa esortazione alla santificazione, perché è già qualcosa che il Signore ha prodotto nella nostra vita, ha prodotto il volere, il desiderio di piacere al Signore, il desiderio di assomigliare a Cristo. Tutte queste cose è il Signore che le ha prodotte, e non ha prodotto solo il volere, ci dà anche la capacità di metterlo in pratica.
il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi è un incoraggiamento per i filippesi e lo è per noi. Fratelli, noi siamo chiamati a fare la volontà del Signore, perché è il Signore che ha prodotto in noi il voler fare la volontà del Signore, e il Signore ci sosterrà nell'agire e fare la volontà del Signore, perché il Signore ha un disegno benevolo per ognuno di noi. Quindi coraggio, siamo incoraggiati nel servire il Signore, perché il Signore ci aiuterà a fare la sua volontà. E allora si esprime l'Apostolo andando più nel dettaglio e dice: guardate, molte cose sono da fare, voi potrete trovarvi anche nella difficoltà, fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, letteralmente senza contestare. Ci sono quelli che contestano sempre, devono sempre dire la loro, no? Devono sempre sottolineare cosa c'è che non va o che bisogna fare in un certo modo. Eh, Paolo dice: fate ogni cosa senza mormorie e senza contestare, perché qui non stiamo parlando di una categoria perfetta che parla a una categoria imperfetta, ma siamo tutti imperfetti, siamo tutti peccatori salvati per grazia. Dio ha avuto misericordia di ognuno di noi e quindi andiamo avanti insieme, dobbiamo andare avanti insieme sapendo che i difetti ci sono dappertutto e quindi è meglio che ci sia un agire unito senza mormorie e senza contestazioni. Perché se voi sarete così, umili, uniti, con un senso di collaborazione gli uni nei confronti degli altri, allora sarete, verso 15, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, cioè senza motivi da spiegare, di vergogna, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, letteralmente la parola perversa è sviata, nella quale risplendete come astri nel mondo. Ecco allora che Paolo dice: sappiate che voi, sta parlando del piano della Chiesa, sappiate che voi siete in mezzo a quella generazione. Siete nel mondo, e qui richiamiamo la preghiera sacerdotale del Signore. Io non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Dice Paolo: fratelli, voi siete in mezzo a quella generazione storta e sviata, voi siete nel mondo, ma dovete essere quindi umili, mansueti, uniti, senza mormorii, ricercando il bene degli altri. Dovete farlo senza interessi personali, perché se sarete così, in quel mondo in cui siete chiamati a testimoniare, voi sarete come degli astri, cioè letteralmente delle stelle nel mondo, risplendere come stelle. E il termine è fortissimo, perché qui non sta chiamando in causa una luce riflessa, ma sta parlando di una luce viva, sfolgorante, infuocata. Voi risplenderete non di una luce fioca, non di un piccolo barlume che si nota nelle nebbie. Se voi sarete umili e uniti, voi risplenderete come stelle e quindi il mondo inevitabilmente vi vedrà, ma non soltanto si accorgerà di voi, sarà attirato come la luce forte del sole attira gli sguardi. Verso 16. E sarete così tenendo alta oppure ferma la parola di vita, la parola del Signore, quella che viene predicata. Quindi quello che noi diciamo, se noi siamo integri e irreprensibili, avrà forza, splenderà come una stella. E invece quante volte capita che noi parliamo del Signore, ma poi chi ci ascolta rimane perplesso, perché la nostra vita, forse anche nelle piccole cose, nelle piccole cose dell'onestà, nelle piccole cose dei buoni sentimenti, delle relazioni, del desiderio e la capacità
di riappacificarci, in quelle cose manchiamo, quindi poi il nostro tenere alta la parola della vita è un farla scendere in basso, tenerla ferma è invece l'idea della bandiera che però inizia a muoversi perché non è ferma. Ecco, quando noi siamo incoerenti col nostro agire e poi parliamo di unità, parliamo di umiltà, non teniamo ferma la parola della vita. Ma se lo faremo, allora il Signore sarà glorificato. E dice Paolo, è in modo, verso 16, che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Lui dice, io ho servito le chiese, ho servito voi, ho sacrificato il mio tempo, ho predicato il Vangelo, ho sofferto, sono stato imprigionato, sono stato perseguitato, ma questo adesso lo dirà nel verso 17 e nel verso 18. Questo è per me motivo di gioia, ma se voi venite meno, se voi non perseverate, allora anche il mio soffrire, che ho fatto con gioia, il cui pensiero mi procura gioia adesso, ma se voi venite meno, tutto quello che io ho fatto risulterà vano, tutto quello che voi avete fatto risulterà vano, anche il tempo che avete speso per il Signore e poi siete venuti meno, risulterà vano nel giorno di Cristo. E io invece voglio vantarmi in senso buono, non è un vanto personale. Paolo si voleva vantare dei Filippesi, quindi voleva in qualche modo presentarli al Signore dicendo no Signore, guarda cosa ho fatto, no, Paolo voleva presentare i Filippesi al Signore dicendo Signore, guarda che meraviglia, guarda che frutto, guarda che tuoi figliuoli benedetti e incoraggianti hai, quindi voleva vantarsi di loro davanti al Signore. E quindi lui dice, c'è questo rischio se voi non perseverate, ma io so che non sarà così. Quindi vi incoraggio a rimanere fermi nel Signore. Verso 17. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, e qui parte la parola chiave dell'epistola per ben 4 volte in un verso e mezzo, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, gioisco e me ne rallegro. Verso 18. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Paolo dice, so che sarete fedeli, vi sto incoraggiando, vi sto esortando, ma non lo sto facendo perché ho dei dubbi, è semplicemente perché lo dirà ancora riguardo alla gioia, perché per voi è garanzia che siete nella via giusta. Quindi vi sto semplicemente ribadendo le cose importanti e sono sicuro che la mia fatica non sarà vana nel Signore. E quindi voi non vi preoccupate se anche in questo momento io sto soffrendo, vi pare che io sia nelle sofferenze, non vi preoccupate se mi vedete in prigionia, se vi state preoccupando al punto che avete mandato Epafrodito per assistermi. Voi non fate caso a questo, perché se anche sono chiamato a soffrire veramente, magari andando nelle arene o sul rogo o crocifisso o decapitato, voi non vi preoccupate che se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io ne gioisco e me ne rallegro. Cosa sta dicendo qui Paolo? Sta chiamando in causa la figura dei sacrifici levitici e dice io vengo offerto, non sta dicendo vengo offerto in sacrificio per voi. Qui è di un rigore teologico straordinario l'Apostolo, perché dice il sacrificio, cioè la vita data al posto di un altro, quel tipo di sacrificio non è il sacrificio che devo fare io e che non posso fare io. Quindi il sacrificio e il servizio della vostra fede è un altro, quindi la vostra fede si fonda sul sacrificio di Cristo. Il sacrificio che posso fare io per voi non è mai un sacrificio sostitutivo. Il mio sacrificio al massimo può essere una libazione. La libazione era un sacrificio
senza, scusate il gioco di parole, sacrificare una vita, quindi senza la morte di un animale. Era una mistura di farina, di liquidi, di vino, che veniva versata sul sacrificio che era già stato immolato. Ed era un segno di riconoscenza, di gratitudine. Quindi Paolo sta dicendo, eh, quando io vengo anche sacrificato, soffro e finanche devo arrivare alla morte per la causa del Vangelo e quindi anche per il vostro bene eterno, la vostra salvezza. Questo per me è un sacrificio come una libazione, è un sacrificio di ringraziamento. Io ringrazio Dio, lui lo dirà a Timoteo, ringrazio Dio che mi ha reso un suo servitore, io che ero un bestemmiatore, ero un suo nemico. Quindi lui sta dicendo, voi non vi preoccupate, se io anche dovrò morire per voi, per predicare il Vangelo, e quindi per fondare chiese, la salvezza delle anime, annunciare il lieto messaggio di Gesù, non vi preoccupate, il mio sacrificio sarà un sacrificio di ringraziamento, la mia vita spesa, anche data fisicamente per il Signore, lui lo dirà, l'abbiamo letto nel capitolo 1, per me il vivere è Cristo e morire è un guadagno. Quindi lui dice, se io anche muoio, per me questo è come una libazione, un sacrificio di riconoscenza, sono grato a Dio che mi ha stimato degno anche di morire per il suo servizio, per predicare l'Evangelo. Quindi lui dice, non siate troppo preoccupati per me, perché se anche il Signore ha stabilito che debba morire per servirlo e servirvi, gioitene, rallegratevene come sono allegro io. Gioite nello stesso modo voi dell'allegrezza che ho io di servire il Signore. Quindi gioia, gioia e gioia. Questo capitolo 2, quando lo chiuderemo, ci renderemo conto che mentre il capitolo 1 poteva essere riassunto con questa semplice frase, gioia nella sofferenza, il capitolo 2 ci parla di gioia nel servizio. E quindi Paolo sta esortando i Filippesi a rimanere fedeli al Signore, a continuare a servire il Signore, senza preoccuparsi se possono avvenire anche cose umanamente spiacevoli. Servire il Signore, anche fino al sacrificio della vita, è una gioia. E anche sacrificare la vita è motivo di ringraziamento, perché chi siamo noi per poter servire un Dio così alto, per poter far parte di un'opera così meravigliosa che ha a che fare con la salvezza eterna delle anime? Eppure il Signore ci onora di collaborare nel suo campo, quindi qualsiasi cosa possiamo fare per il Signore, dobbiamo essere grati a Dio con tutto il nostro cuore. Ecco perché Paolo ha gioia. Detto questo, va a descrivere adesso due casi, due programmi in qualche modo che ha l'Apostolo riguardo a questa Chiesa e che chiamano in causa due suoi collaboratori, Timoteo e Epafrodito. E parla della sua intenzione che ha di mandare Timoteo e poi parla della intenzione, o meglio della decisione che ha già preso di rimandare indietro Epafrodito, che era un credente appunto della chiesa di Filippi. E lo vedremo nel dettaglio la prossima volta, ma quello che deve rimanere nel cuore, mentre vi incoraggio a leggerlo, così ci è più familiare mentre lo esponiamo verso per verso, è che sia Timoteo sia Epafrodito avevano messo la loro vita a completa disposizione dell'opera del Signore. L'introduzione dell'epistola non è solo di Paolo. Paolo e Timoteo, dice Filippesi 1 verso 1, a tutti i santi che sono in Filippi. Quindi Timoteo non è sorpreso, hanno già parlato probabilmente con Paolo di questo programma di mandare Timoteo, perché Paolo vuole mandare una persona di fiducia che abbia a cuore l'opera del Signore e quindi possa dare qualcosa a quei credenti di spiritualmente solido. Ed Epafrodito era stato mandato dai Filippesi per aiutare Paolo e probabilmente nel viaggio, probabilmente a Roma, non sappiamo con precisione, si ammalò
e arrivò addirittura vicino alla morte a causa di questa malattia, ma in qualche modo Paolo ci fa capire che questa malattia avvenne nel viaggio, quindi lui si procurò questa malattia proprio per arrivare da Paolo. Ovviamente la notizia arrivò ai Filippesi che si preoccuparono e lui ritorna. E quindi Paolo dà due esempi, che vedremo nel dettaglio la prossima volta, di due credenti che sono pienamente disponibili a servire il Signore in ogni modo in cui vengono chiamati a servire. E diventerà un monito per noi quando lo vedremo nel dettaglio. Non si fa questione, se mi fai fare questo allora servo, se non mi fai fare quello allora fai fare a qualcun altro, io le pulizie non le faccio, io questo non sono disposto a farlo. No, Epafrodito era andato lì per fare una commissione per i Filippesi, eppure Paolo lo chiama compagno, collaboratore. Timoteo poteva dire, ma io ho il ministero della parola, Paolo, fammi stare qui, predico a Roma. E invece Paolo dice, no, devi andare lì e devi aspettare che venga anch'io, quindi devi preoccuparti adesso della mia assenza. Quindi credenti pienamente disponibili. E Paolo li prende come esempio, che poi darà ai Filippesi. Ma questo lo vedremo nel dettaglio alla prossima volta. Vogliamo continuare a mantenere ferma l'esortazione dell'Apostolo, rimanere fermi nella fede, zelanti, umili e uniti. Allora il Signore sicuramente manterrà ferma la nostra fede in Lui, anche in un mondo storto e perverso. Noi continueremo a splendere come astri luminosi. Il Dio ci benedica.